Bene, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nostro momento, in questo seminario dedicato alla formazione e all'inclusione tra teoria e prassi. Io mi presento, sono Esther Bazzan, responsabile dei percorsi di istruzione e formazione professionale per ENAIP Veneto. Innanzitutto volevo presentare le due protagoniste di oggi pomeriggio: Giovanna Puccio, psicologa ed esperta nei processi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e attualmente ricercatrice nell'ambito dell'Università di Padova. E poi abbiamo l'altra collega, la dottoressa Leda Ventorusso, formatrice presso la Scuola di Formazione Professionale ENAIP di Vicenza, laureata in filologia italiana e scienze dell'educazione ed esperta di didattica per la fascia di età di infanzia e adolescenza. Ecco, grazie a queste due relatrici proveremo appunto ad approfondire un po' che cosa si intende per formazione, inclusione, quali sono le caratteristiche, gli aspetti che vengono, diciamo, che accomunano queste due situazioni in qualche modo legate. E allora partiamo con la dottoressa Puccio, se ci può aiutare a inquadrare un po' l'incontro di oggi, appunto cominciando a considerare che cosa intendiamo per formazione e di inclusione, quindi la formazione anche con una connotazione di inclusione, di inclusività. Grazie. Intanto buonasera, bentrovati e grazie per l'invito. Allora, iniziamo col definire in generale la didattica. Generalmente appunto la didattica viene intesa come insegnamento, quindi come una mera trasmissione di conoscenze. In genere si usa la metafora dei due vasi, per cui c'è l'insegnante che trasferisce del contenuto al vaso dello studente. Quello che sappiamo però è che in realtà la didattica non è appunto una trasmissione soltanto di conoscenze, ma riguarda soprattutto le relazioni e quindi i protagonisti della didattica stessa, quali sono i formatori e gli studenti soprattutto. Ed è per questo che una buona didattica, per essere appunto tale, deve coinvolgere ed essere una didattica di tutti e quindi una didattica inclusiva. Si parla spesso di didattica inclusiva, in genere si cerca un manuale o comunque delle leggi, delle regole che permettano di appunto fare perfettamente una lezione, essendo certi di appunto coinvolgere tutti gli studenti. La verità è che appunto la didattica inclusiva non può essere definita a priori, ma anzi deve essere calibrata a seconda dello studente che abbiamo di fronte, o meglio ancora a seconda della classe che abbiamo di fronte, perché appunto ogni interazione determina delle situazioni diverse, quindi ha bisogno di una didattica diversa. In linea generale, quello che possiamo dire è che però ci sono dei capisaldi della didattica inclusiva, ci sono delle cose che appunto dobbiamo considerare affinché appunto il lavoro del formatore e dell'insegnante sia effettivamente inclusivo. Primo fra tutti è sicuramente la progettazione. È impensabile credere di pianificare oppure di proporre una didattica, una lezione a degli studenti senza avere bene in mente che cosa effettivamente si vuole fare, quali sono gli obiettivi, chi si vuole coinvolgere e in che modo. Secondo punto assolutamente essenziale è la collaborazione. Bisogna diciamo un po' uscire da quella che è l'ottica appunto dell'insegnante che trasmette delle informazioni agli studenti, ma bisogna mettersi nell'ottica di poter apprendere dagli studenti stessi. Quindi l'insegnante deve collaborare con lo studente e gli studenti devono collaborare fra di loro. E infatti qui si arriva appunto al terzo punto e al terzo caposaldo della didattica inclusiva, che è quello dell'efficacia. L'obiettivo deve essere proprio quello di trovare dei contenuti alternativi che permettano il raggiungimento degli obiettivi appunto prefissati anche attraverso modalità e strategie alternative che appunto sono quelle personalizzate dello studente. E in ultimo, ma non per ultimo, appunto, come avevamo anticipato, è sempre tenere in considerazione quella che è l'importanza delle relazioni e delle emozioni e quindi avere ben presente che abbiamo di fronte a noi delle persone, quindi non soltanto dei meri studenti che devono appunto apprendere quante più informazioni possibili, ma abbiamo una rete, abbiamo molto di più. Ci sono degli studenti che devono essere formati non solo dal punto di vista, diciamo, culturale o professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. Sì, infatti io se mi posso ricollegare, buonasera a tutti.
Io volevo collegarmi appunto a quello che ha appena detto la mia collega Giovanna, perché io penso soprattutto legato all'ultimo punto, si può aggiungere qualcosa. Io parlo sia da educatrice che da docente che sta in qualche modo in tutti i giorni in classe, anche adesso infatti comunque io la considero una classe virtuale ovviamente, che effettivamente l'importante è prima di tutto, secondo me, dal mio punto di vista, proprio creare empatia, cioè riuscire a creare una situazione per cui la didattica non sia un treno troppo veloce che per qualche ragazzo passa e non riesce a prendere, non riesce a salirci sopra e a fare anche lui un percorso per arrivare a quello che comunque ci prefiggiamo, l'obiettivo, no, di apprendimento che comunque ci deve essere. Ma deve essere proprio un modo per cui tutti i ragazzi trovino il loro spazio, riescano a gestire il bagaglio che si portano dietro, perché tutti hanno comunque diciamo, un loro modo di intendere l'apprendimento, sia che abbiano appunto dei DSA oppure altri tipi di difficoltà, che siano BES, quindi un docente, secondo me, deve partire proprio dall'ultimo punto, ovviamente la progettazione va data per scontata, ma l'ultimo punto è importante proprio per creare un senso di cooperazione all'interno di una classe, far sì che i ragazzi non si sentano in dovere di essere qualcosa, ma si sentano visti come individui nella loro specificità e possano imparare a gestire loro stessi fondamentalmente e anche a gestire loro stessi in rapporto agli altri, che è molto importante perché è importante anche capire di essere all'interno di un gruppo che deve funzionare. E anche questa è l'inclusione, cioè cercare di in qualche modo allentare le membrane che ci separano, che è una cosa di cui parleremo anche dopo e comunque su cui io penso che ci si possa basare proprio per parlare di inclusione in generale, specialmente in questo periodo storico, diciamo. Ecco. Quindi io volevo aggiungere questo, cioè partire proprio dall'idea dell'emozione, di non sottovalutare le emozioni, anzi renderle importanti come base importante dell'apprendimento. Ehm, Ok, ok. passiamo la parola di nuovo a Esther o a Giovanna. Sì, sì, Sì. Ehm, quindi abbiamo colto come, grazie alla dottoressa Ventoruzzi e alla dottoressa Puccio, abbiamo colto come diciamo, la didattica inclusiva faccia riferimento a un chi, a un come e a una serie di percorsi alternativi che in qualche modo i docenti, i formatori, gli insegnanti sono impegnati in qualche modo a produrre, a realizzare, a individuare. E allora volevo chiedere appunto alla dottoressa Ventorusso se ci siano delle categorie privilegiate da attenzionare per esprimere l'inclusione, oppure l'inclusione può assomigliare più a un approccio, a un metodo. Ecco, proviamo ad approfondire questo aspetto. allora, si può pensare che l'inclusione vada applicata solo a un range di soggetti, in realtà no, secondo me è più che altro un metodo che noi abbiamo, deve diventare proprio un nostro habitus, cioè deve diventare la pelle di un insegnante che sta a contatto con i ragazzi, perché in realtà l'inclusione funziona sempre. L'inclusione non è solo nei confronti di un ragazzo che ha una certificazione, che si presenta a scuola già con delle difficoltà scritte sulla carta, quindi ben evidenti, più o meno, ma comunque che ci sono. Ma un metodo inclusivo serve per coinvolgere tutti quanti gli appartenenti ad una classe e serve anche per far sì che si possano prevenire quelle difficoltà invisibili che poi possono comunque portare a dei fallimenti scolastici, a delle situazioni di disagio, perché in realtà, soprattutto oggi che si lavora comunque in un contesto multiculturale, in un contesto in cui comunque esistono molti muri diversi, non solo quello dell'apprendimento, ma anche difficoltà che possono riguardare in qualsiasi tipo, in qualsiasi aspetto della vita di una persona, ecco, specialmente in adolescenza, io credo che passare dall'idea che ci devono essere delle tecniche inclusive, che ci devono essere dei mezzi inclusivi, che dei ragazzi devono essere inclusi all'interno della classe, debba
diventare invece che l'insegnante, quindi cambiare punto di vista, l'insegnante debba adottare un approccio inclusivo all'interno della classe. Io penso che sia questo il punto, insomma. Quando noi riusciamo a focalizzare questo punto, poi ognuno di noi con la propria esperienza, anche con con le proprie attitudini, riesce a creare, a costruire con i ragazzi un percorso che però deve partire già inclusivo per tutti. Io credo che siano queste le cose fondamentali e quindi io credo sì che debba essere proprio un metodo. Beh, sono sicuramente d'accordo appunto con Leda. La didattica inclusiva deve essere appunto la seconda pelle del formatore, deve essere proprio il suo modo di approcciarsi all'intera classe. Io mi occupo principalmente di disturbi dell'apprendimento, disturbi dell'età evolutiva, quindi è chiaro che mi interfaccio soprattutto con ragazzi che hanno difficoltà scolastiche. Però la verità è che la didattica inclusiva non è valida soltanto per chi ha delle difficoltà, ma anzi è un'opportunità per rivolgerci all'intera classe in una maniera completamente diversa e cogliere anche il bello delle differenze, perché spesso si pensa che appunto le difficoltà siano soltanto degli impedimenti. Invece una didattica inclusiva, la cosa diciamo appunto più bella è che appunto valorizza le diversità della classe, che sono assolutamente naturali. Ognuno di noi apprende in maniera diversa ed è giusto che sia così, ma è giusto che ognuno di noi venga valorizzato all'interno della classe. Inoltre, se fosse, diciamo, se la didattica inclusiva fosse pensata soltanto per alcuni studenti, quindi con chi ha difficoltà linguistiche, comunicative, dell'apprendimento, handicap, chi più ne ha più ne metta, in realtà più che inclusiva diventerebbe una didattica esclusiva, perché sarebbe un modo diverso per interfacciarsi con quello specifico studente e quindi sarebbe disfunzionale perché verrebbe etichettato come il diverso, quindi non verrebbe incluso ma verrebbe escluso dal contesto classe. Un'altra cosa che ci tengo a precisare è che la didattica inclusiva, oltre a riguardare diciamo, tutti quanti gli studenti, deve riguardare anche tutti quanti i formatori. Ci sono state appunto vari tentativi di fare didattica inclusiva anche nella ricerca. Quello che si è trovato è che sostanzialmente le isole felici, quindi i singoli professori che magari facevano davvero di tutto per mettere a loro agio gli studenti e quindi per proporre una didattica inclusiva, poi rimanevano delle isole felici che in realtà non ottenevano, diciamo, gli effetti desiderati, perché appunto gli studenti anzi erano completamente, diciamo, eh, in difficoltà, nel senso che non sapevano quale fosse il metodo giusto, come potevano rapportarsi con un insegnante piuttosto che con un altro, quindi creava davvero molta difficoltà. Ecco, quindi ci Posso parli di aggiungere solo Capuri. una cosa? Prego, Aggiungo prego. una cosa velocissima, perché poi il timore è sempre, quando si parla di inclusione o di esclusione dei ragazzi, è che se si pensa all'inclusione, l'inclusione deve diventare anche un modo per cui i ragazzi non recepiscano solo delle informazioni, che poi non riescono a collocare, non riescono a contestualizzare, ma l'inclusione serve per dare delle informazioni che magari saranno utili al futuro dei ragazzi, ma saperle anche applicare al contesto in cui vivono, cioè dare gli strumenti agli studenti per comprendere il mondo in cui noi viviamo, anche perché io parlo nella fattispecie del mio lavoro, i ragazzi con cui io mi rapporto sono ragazzi che andranno a lavorare molto presto, quindi devono imparare che l'inclusività deve insegnare loro a rapportarsi con diversi tipi di persone, a rapportarsi con diversi ambienti, devono capire la realtà anche attraverso i nostri occhi e noi possiamo dare a loro uno sguardo che deve essere uno sguardo il più possibile utile, funzionale e appunto globale. Se noi già poniamo noi delle differenze all'interno della classe, abituiamo i ragazzi poi a fare differenze nel corso della vita, che siano rivolte a loro stessi o che siano rivolte all'altro. E quindi questo è molto importante invece, cioè siamo noi un modello e dobbiamo insegnare loro come agire anche dopo la scuola, quando non ci siamo più noi comunque a indicare la strada. Ecco, io volevo aggiungere anche questo perché
finché Giovanna parlava mi sembrava importante aggiungerlo, insomma. Certo, grazie, grazie. Quindi ci pare di capire che quando si parla di didattica inclusiva stiamo più facendo riferimento a un metodo, a una serie di tecniche che fanno appunto riferimento a un sistema e che quindi quasi quasi non sia neanche, non possa essere neanche relegato in un contesto classe o in un contesto piccolo, ma proprio all'interno di una scuola che ha un sistema, un approccio che tende ad includere tutte le differenze, e cioè appunto che fanno parte proprio di tutti quanti noi. A questo proposito c'è Alice già che pone una domanda, un'osservazione, e cui magari chiedo alle relatrici se vogliono in qualche modo nel corso del loro intervento provare ad apportare la risposta, che chiede se alcune difficoltà nell'apprendimento possono nascere da docenti che sotto la formazione umana non appoggiano la didattica inclusiva, per cui torniamo un po' alla centralità dell'insegnante che ha un po' la responsabilità di gestire queste dinamiche. Assieme appunto alla domanda di Alice, per proseguire anche un po' le nostre riflessioni, possiamo collegarci anche all'attuale situazione che stiamo vivendo, in cui sostanzialmente la formazione e la didattica è immersa completamente nella digitalizzazione, in quanto milioni di ragazzi appunto sono a casa davanti ai loro PC per cercare di frequentare appunto le lezioni. E in quali aspetti la formazione a distanza può essere d'aiuto per valorizzare l'inclusione e quali invece possono essere i limiti di questa modalità di formare? Ecco, lo chiediamo ancora alla dottoressa Venturuzzo. Parto io, scusate. Allora, diciamo che la FAD, la LAD, la didattica a distanza, l'utilizzo del web, l'utilizzo della tecnologia, in realtà, secondo me, può partire come uno strumento utile, uno strumento che i ragazzi già conoscono, con cui hanno una sorta di, come posso dire, di cui hanno una sorta di consapevolezza e che anche stanno imparando sempre più a padroneggiare. Quindi è uno strumento che sulla carta dovrebbe funzionare benissimo, anche perché la cosa positiva di lavorare a distanza è creare anche un ambiente in cui uno studente può costruire un proprio spazio, cosa che ad esempio in un contesto classe reale spesso non accade perché ci sono proprio delle difficoltà oggettive a volte ad avere un proprio spazio, ad avere uno spazio di pensiero, a poter come mettere in pausa un momento difficile, un momento in cui non si riesce a comprendere, in cui è necessario recuperare un pezzettino della lezione. Diciamo che in questo la FAD è utile specialmente ai ragazzi che per vari motivi sentono la scuola come un ostacolo da superare, non come un luogo positivo, diciamo. Quindi per ragazzi con un DSA o con un problema di ADHD, ma anche per ragazzi molto timidi, ragazzi che hanno qualche problema sociale, può funzionare bene. Diciamo che ci sono sicuramente, se posso dire dal punto di vista anche e invece negativo, ci sono due aspetti. Il primo è il fatto che eventuali difficoltà che in classe un docente attento poteva percepire, qui sono molto più difficili da cogliere. C'è un non detto molto grande perché ci sono queste telecamere spente, i microfoni spenti, quindi dobbiamo essere anche noi a percepire se un ragazzo sta bene oppure no. E questo è più difficile ovviamente perché è un lavoro fatto di persone, se non ci vediamo molta parte di quello che noi possiamo capire dei ragazzi senza che loro ce lo dicano viene negato. E questo è un aspetto che un pochino preoccupa secondo me. Ma la cosa che in un certo senso mi preoccupa di più, ma che ha anche un risvolto positivo, è il fatto che essendo più sul web, utilizzando di più gli strumenti tecnologici, i ragazzi possono entrare nell'ottica come posso dire, di azioni di cyberbullismo. Io ho fatto degli incontri per la prevenzione del cyberbullismo anche l'anno scorso. Il cyberbullismo è comunque un fenomeno che non credo venga peggiorato dalla FAD, ma che può diventare un po' più pervasivo in alcuni momenti, perché comunque è una situazione in cui anche la privacy per vari motivi è un po' più labile, diciamo.
Però secondo me anche in questo può avere, se utilizzata bene, questo tipo di formazione un risvolto positivo, cioè che i ragazzi stanno capendo che non è vero che il virtuale non esiste nella vita di ogni giorno, ma che in realtà il virtuale è anche reale, che quello che loro fanno attraverso una telecamera o le parole che dicono, le azioni che compiono, hanno comunque un peso anche se non sono fatte di presenza, di persona. Quindi in un certo senso se noi cerchiamo di dare una voce anche a questo e a insegnare ai ragazzi ad utilizzare bene anche questo mezzo, che è sempre un mezzo che crea un rapporto, allora anche su quello si può utilizzare in maniera positiva la didattica a distanza, cioè si può trovare il risvolto positivo, ecco. Però bisogna stare molto attenti perché ovviamente le insidie ci sono. Sì, sono assolutamente d'accordo. Poi c'è da dire anche che purtroppo per fortuna questo adesso è l'unico mezzo che abbiamo, quindi dobbiamo cercare di sfruttarlo veramente al meglio. Purtroppo sappiamo benissimo che le relazioni umane non sono sostituite, cioè non possono essere sostituite da un computer, quindi quello sarà sempre un grosso limite appunto della didattica a distanza. Però è anche vero che ci sono dei pro e che appunto dobbiamo saperli sfruttare. I pro, appunto, come diceva prima anche la collega, sono appunto il fatto di poter accedere anche a degli strumenti diversi, quindi piuttosto che rimanere sempre, diciamo, fossilizzati sul testo cartaceo, l'insegnante può porre molto agilmente anche testi alternativi, quindi per esempio il video, l'audio, anche PowerPoint e anche le verifiche, se vogliamo, con un po' di creatività possono prendere una piega diversa, ecco. E quindi spingere i ragazzi anche a sfidarsi, a fare cose diverse che non sono per forza, che non devono essere per forza collegati con la didattica in presenza, perché la didattica a distanza dobbiamo partire dal presupposto che non sarà mai uguale alla didattica in presenza. Se partiamo da questo presupposto, allora abbiamo sbagliato, cioè sbaglieremo per forza e sbaglieremo tutto. Inoltre quello che ho notato anch'io con molti ragazzi, soprattutto con i più timidi e comunque con chi ha delle difficoltà, è che appunto la possibilità di poter intervenire via chat, così come facciamo noi, oppure dopo per email, è una cosa che tranquillizza, anche la consapevolezza di poter rivedere la lezione, quindi di poter mettere in pausa quanto detto dall'insegnante, di poter riascoltare quello che appunto non era chiaro senza passare per il tonto della situazione che non ha capito quel pezzo del programma, ma che appunto può aver bisogno semplicemente di più tempo per elaborare lo stesso concetto. È anche vero che purtroppo non tutti gli studenti sono diversi, non tutti gli studenti sono uguali e non tutti i formatori sono uguali. Mi riferisco soprattutto all'uso degli strumenti tecnologici. Sappiamo che ci sono dei ragazzi che hanno un computer personale, un'ottima connessione internet, quindi riescono a fare di quelle cose fantastiche in DAD. Ci sono altri ragazzi che hanno dispositivi più piccoli, connessioni più lente. Ci sono anche quei ragazzi che purtroppo devono dividere appunto il dispositivo mobile con il fratello piuttosto che con la sorella e che magari si perdono buona parte delle lezioni. È chiaro che la didattica a distanza crea delle differenze. Non dovrebbe essere così, però purtroppo la situazione attuale è ancora questa. Allo stesso modo si creano delle differenze anche negli formatori, perché purtroppo adesso diciamo che sono un po' più preparati e quindi anche psicologicamente alla cosa, eh. Però soprattutto all'inizio sono stati catapultati in questa nuova realtà e non tutti avevano le competenze per affrontarla. Intanto le competenze digitali, che non sono da poco, ma poi anche appunto la forza emotiva, magari c'è appunto chi ha dovuto affrontare anche situazioni molto particolari dal punto di vista personale. Ricordiamo che siamo nel bel mezzo di una pandemia, quindi non è che facciamo didattica a distanza perché abbiamo deciso di provare una cosa diversa, ecco. Per quanto riguarda le relazioni umane sono assolutamente d'accordo con quanto detta Leda, che manca la parte, diciamo, del non verbale e quindi anche quel sospirone a fine lezione che ti fa dire ok, forse li ho cotti, prendiamoci una pausa. Però è anche vero che se gli studenti ovviamente si mettono anche in gioco e quindi si fanno vedere e usano lo strumento della webcam, la didattica a distanza può essere un modo diverso per conoscere meglio gli studenti. Di fatto entriamo nelle case dei ragazzi, quindi potremmo anche conoscere aspetti che in classe
non noteremmo, anche aspetti relativi magari ai propri interessi, ai propri hobby, che possono diventare un aggancio importante, soprattutto per quei ragazzi che magari fanno più fatica ad interagire con il gruppo classe. È ovvio, diciamo che in condizioni ottimali la didattica a distanza, per quello che ci siamo detti, può essere un importante strumento, però ci sono delle cose che dobbiamo tenere ben presenti, su cui diciamo le ricerche degli ultimi periodi in realtà si stanno focalizzando molto, che sono quelli relativi soprattutto all'effetto stanchezza. L'abbiamo sperimentato tutti, o dopo una videochiamata, o dopo le conferenze di lavoro, o dopo una video lezione, di essere veramente molto molto più stanchi di quanto appunto non lo fossimo, diciamo, in era pre-Covid, ecco. E perché? Perché di fatto il nostro organismo si deve riabituare a tutta quella che è una nuova situazione. Se pensiamo a partire dagli occhi che non sono abituati di fatto a stare per troppo tempo sul computer, a finire dal cervello che non è abituato ad elaborare così tanti stimoli. Siamo costretti ad elaborare non solo gli stimoli provenienti dallo schermo, che sono veramente tantissimi, ma anche quelli provenienti dall'ambiente circostante. Questo crea veramente tanta difficoltà e tanta stanchezza, senza considerare poi l'ansia che può derivare dal fatto del oh mio Dio, la connessione va, mi sentono, no, non mi sentono, e se adesso arrivo in ritardo, ma ho preso la presenza, eccetera, eccetera. Rispondendo anche alla domanda di Alice, sì, è vero, ci sono alcune difficoltà dell'apprendimento che possono essere, diciamo, causate da una difficoltà da parte dell'insegnante nel comprendere e nel progettare una buona didattica e una didattica inclusiva. L'unica cosa su cui mi permetto però di fare una precisazione è che le difficoltà d'apprendimento non sono i disturbi dell'apprendimento. Forse è banale, magari Alice non si riferiva proprio alle difficoltà di apprendimento in quanto tali, però ricordiamo che appunto le difficoltà di apprendimento possono essere strettamente legate alla situazione attuale, quindi ad una difficoltà da parte del formatore di seguire tutti quanti gli studenti o quello specifico di studente, mentre invece il disturbo di apprendimento è una situazione diciamo un po' più complessa in cui appunto ci sono anche delle cause diciamo neurobiologiche che appunto determinano un disturbo dell'apprendimento che assolutamente anche questo può essere enfatizzato oppure ridotto a seconda del contesto, chiaramente, come per tutti. Bene, grazie. Quindi ci pare di capire che la situazione che stiamo vivendo adesso di digitalizzazione in qualche modo forzata ha appunto dei risvolti di favore e delle attenzioni da avere, in cui ci pare anche di cogliere come la centralità del docente e dell'insegnante sia assolutamente essenziale per governare proprio questi processi. E però sarebbe davvero prezioso, importante e in qualche modo tenere in conto, tenere in considerazione queste esperienze per il futuro, perché probabilmente scegliendo opportunamente quando usciremo un po' da questa situazione e avremo magari la possibilità di scegliere quali ambiti disciplinari o tipologie di attività strutturare a distanza o in presenza, magari riusciamo così in questo modo a potenziare davvero al massimo le due opportunità che abbiamo in questo momento che stiamo un po' in qualche modo subendo. Quindi magari proviamo tutti a cogliere queste opportunità in questo momento forzate proprio per sperimentarsi e senza diciamo avere paura un po' delle prospettive. Ecco. E le due colleghe che ci stanno presentando questi contributi così importanti sono di grande esperienza professionale in due ambiti diversi, ma comunque hanno maturato sicuramente appunto alcune esperienze importanti, a cui appunto vorrei chiedere, partendo dalla dottoressa Puccio, se ci può raccontare appunto qualche esperienza di didattica inclusiva di successo o comunque quali attenzioni sono state date per avere successo in queste esperienze. Allora, sì, ci sono un sacco di dati a supporto della didattica inclusiva, perché adesso se ne parla, diciamo, tanto, però in realtà i primi studi risalgono già a metà degli anni 70, quindi è chiaro che l'interesse per l'apprendimento c'è sempre stato e via via col tempo è stato, diciamo, definito meglio.
Molti autori infatti hanno, diciamo, indagato quelle che sono le naturali tendenze umane, quali per esempio la curiosità d'apprendere o anche il bisogno di sentirsi competenti o del fare qualcosa che appunto che piace, e hanno cercato di studiare appunto come queste variabili correlino con l'ambiente supportivo e quindi con una didattica inclusiva. Quello che in linea generale è stato trovato è che appunto una didattica inclusiva in un ambiente supportivo sicuramente determina delle prestazioni migliori negli studenti. È chiaro che prima, diciamo, di passare poi a quelli che sono i risultati veri e propri, bisognerebbe focalizzarsi un attimo su quello che è la didattica inclusiva, diciamo, incentrata sullo studente e quella che è la didattica inclusiva incentrata sul formatore. Sicuramente quando si propone di fare una didattica inclusiva è bene che il formatore tenga conto di quelle che sono le rappresentazioni che lo studente ha di sé e quindi il suo modo di percepirsi, cioè se è un ragazzo che magari ha una bassa autostima o se è un ragazzo che magari è motivato ad apprendere, reagisce bene agli insuccessi, quelli che sono anche i suoi obiettivi, se magari è un ragazzo che si focalizza di più sul voto o se è un ragazzo che invece accetta di buon grado un 4 purché poi alla fine capisca come si fa quell'espressione, ecco. Ma anche e soprattutto il modo in cui lo studente reagisce agli insuccessi reali oppure ottenuti, cioè nel senso oppure appunto temuti. Questo discorso diventa particolarmente delicato poi con appunto i ragazzi che hanno delle difficoltà d'apprendimento, perché sappiamo benissimo che chi ha appunto dei veri e propri disturbi ha dei vissuti magari di frustrazione o comunque difficoltà che lo portano anche a rapportarsi in maniera, diciamo, più negativa con la scuola, perché è chiaro che avrà, diciamo, un po' di remore anche a fare delle domande, nel chiedere spiegazioni, perché appunto sa che il suo impegno non darà mai magari gli stessi risultati dei compagni. Poi in realtà sappiamo che non è così, perché appunto anche chi ha disturbi dell'apprendimento può arrivare a risultati altissimi, però soprattutto nelle prime fasi dell'apprendimento c'è questa difficoltà, anzi alcuni autori, Nelson e Harewood, hanno dimostrato che il 70% dei ragazzi con difficoltà d'apprendimento ha dei vissuti d'ansia scolastica, una percentuale altissima e purtroppo sappiamo che riguarda veramente, veramente tanti studenti. Inoltre quello che sappiamo è che per esempio le convinzioni, gli stereotipi che spesso i formatori hanno determinano in maniera significativa quelle che sono appunto le conoscenze e quindi anche le credenze dello studente. Ce ne sono anche molti recenti che hanno dimostrato come lo stereotipo secondo cui diciamo, la donna fa più fatica dell'uomo ad apprendere la matematica, poi in effetti si riflette con prestazioni diciamo, peggiori per le donne rispetto agli uomini nell'eseguire degli esercizi di matematica. Non c'è nessuna spiegazione scientifica per questo, cioè nel senso non è vero che la donna in quanto tale non può apprendere la matematica, eppure questo pregiudizio degli insegnanti nei confronti delle donne spesso determina appunto prestazioni inferiori, ma la cosa peggiore è che determina una sorta di sindrome demotivazionale specifica, che è appunto quella dell'impotenza appresa, per cui diciamo che non solo fa i compiti di matematica peggio, ma si convince del fatto che in quanto donna non ce la potrà mai fare a fare degli esercizi di matematica, che quindi è su un piano anche un po' diverso. Quindi assolutamente l'insegnante deve credere nelle potenzialità dello studente, deve trovare delle strategie diciamo, che gli consentano di esprimersi al meglio, così da farlo crescere, quindi da formarlo a 360 gradi e non soltanto dal punto di vista educativo o comunque formativo, perché appunto, come ho detto prima, abbiamo di fronte delle persone, non solo degli studenti, creiamo una società con la scuola, quindi assolutamente. Io vorrei aggiungere qualcosa e rispondere anche alla domanda che ci è stata fatta, perché quello che diceva appunto Giovanna è
parlava di autostima e io volevo sottolineare una cosa ovvia, ma bisogna sempre ricordarsela, che se si ha a che fare con i ragazzi, particolarmente con gli adolescenti, si parla di un'età della vita molto delicata, in cui il giudizio dell'altro, dell'altra persona diventa fondamentale, specialmente il giudizio dei pari. Quando siamo all'interno di una classe, ovviamente gli altri ragazzi osservano e un ragazzo che manifesta un qualsiasi tipo di difficoltà si inizia a sentire subito sotto la lente di ingrandimento. Questo è il fattore principale da tenere in considerazione. Si sentono tutti sotto il riflettore, sembra che tutto giri intorno a loro perché loro sono concentrati sulla costruzione di loro stessi e devono costruire la loro autostima. Tutti, indipendentemente dalle loro abilità, dal quoziente intellettivo, qualsiasi cosa, è sempre così. Loro devono costruirsi come persone. Quindi, prima cosa per rispondere alla domanda, ovviamente io non credo che noi insegnanti possiamo avere potere appunto su un disturbo diagnosticato, ma noi possiamo fare molto bene o molto male nella costruzione dell'autostima. Non vuol dire far credere a tutti i ragazzi di essere uguali, far credere a tutti i ragazzi di avere le stesse caratteristiche, vuol dire insegnare ai ragazzi a valorizzare ciò che loro sono. Secondo me questa è la cosa importante. Io vedo nella pratica che entrare in una classe, specialmente da adolescenti, è come camminare sui cristalli. Cioè devi stare molto attento a ciò che dici, a come lo dici e a percepire ciò che i ragazzi ti stanno dicendo e non dicendo e cercare di costruire appunto una situazione in cui l'apprendimento sia il più possibile naturale, sia il più possibile accessibile, che sia accessibile a tutti e che sia anche possibilmente il più possibile piacevole, anche se a volte è molto difficile, però si può tentare di rendere anche piacevole l'insegnamento e la didattica. Si può. E diciamo che per fare didattica inclusiva, secondo me, bisogna anche avere delle buone intuizioni e sapere come metterle insieme e costruire, creare una struttura. Però parte anche da un'intuizione, dall'intuizione di chi hai di fronte, cioè non esiste un metodo che va bene sempre. L'inclusività si può applicare in mille modi diversi. Può andare bene per alcuni ragazzi essere coinvolti nella lezione, essere interpellati, per altri ragazzi la stessa azione che per alcuni può essere favorevole, per altri diventa un incubo costante. Quindi non esistono delle tecniche sempre buone, esiste un approccio buono ed esiste anche l'idea che bisogna un po' anche cogliere il lampo che ti passa davanti agli occhi in cui tu vedi una possibile soluzione, cioè affidarsi anche un po' all'istinto, che non vuol dire non avere delle basi solide su cui lavorare, ma vuol dire percepire ciò che ti viene dai tuoi studenti, dalle persone che hai di fronte. E questo non ha niente a che fare con l'essere in presenza, l'essere in FAD, ha a che fare proprio con la costruzione di un rapporto, secondo me. Quindi, e appunto, se devo dire l'esperienza, io ho avuto delle esperienze nelle mie classi veramente sbalorditive, di ragazzi che mi erano stati presentati con un disturbo del linguaggio, che sono riusciti a scrivere, e io non mi stupisco facilmente, cioè nel senso ci vuole qualcosa per suscitare il mio stupore, dei temi davvero scritti in maniera molto profonda da ragazzi che mi erano stati appunto presentati con una difficoltà del linguaggio, con un disturbo del linguaggio. Questo non vuol dire che sarà sempre così, però vuol dire che si può aiutarli a spingersi oltre il proprio confine, a superare l'ostacolo, a darsi la possibilità di provare, di sperimentare in un ambiente sicuro, perché già la società che noi abbiamo intorno a volte impedisce ai ragazzi di sentirsi al sicuro, magari all'interno della classe invece questo si può creare, si può fare. E quindi secondo me dipende molto anche dall'insegnante, non tanto dalle sue conoscenze, che non devono essere conoscenze eccesse, deve essere proprio un approccio, ecco, un modo di fare.
Sì, sempre a sostegno di questo, scusi, scusate se entro così un po' a gamba tesa. No, però volevo riportare anch'io un'esperienza che ho avuto con una ragazza che seguivo. Lei aveva chiaramente un disturbo dell'apprendimento, in particolare era dislessica, quindi appunto aveva marcate difficoltà nella lettura. Abbiamo fatto un lavoro di potenziamento molto molto corposo, eppure, quindi diciamo che bene o male aveva compensato anche il problema della lettura, leggeva e comprendeva bene i testi, però in classe non riusciva a leggere, si bloccava proprio dal punto di vista emotivo e aveva difficoltà anche ad esporre all'insegnante quello che aveva appreso. Quell'anno diciamo che era anche particolarmente sfortunata perché aveva un insegnante che non credeva nell'esistenza dei disturbi dell'apprendimento e quindi capite bene che qualsiasi tipo di intervento voi possiate proporre ad una ragazza, se arriva in classe e dice ah ma io non credo che tu sia dislessica, non hai voglia di studiare e quindi mi chiedi di fare meno pagine, bloccherebbe probabilmente anche il più sicuro dei sicuri. Ecco, però diciamo che anche in questo caso, in cui davvero c'era una resistenza forte da parte dell'ambiente, il lavorare con la scuola e con gli insegnanti, prima con gli altri, poi con questa, ha prodotto sicuramente dei risultati significativi perché piano piano lei appunto si è sganciata ed è riuscita a dimostrare che in realtà appunto le sue difficoltà erano legate ad una situazione diciamo oggettiva e non al suo scarso impegno e questa cosa diciamo è diventata particolarmente evidente quando poi ha fatto un cambio scolastico, quindi dalla quinta elementare è passata alla prima media e ha trovato delle insegnanti molto preparate, anche molto sensibili all'argomento, lì veramente è cambiato tutto, cioè nel senso che è una ragazza che appunto, come vi dicevo prima, aveva difficoltà anche a relazionarsi con l'insegnante, adesso invece si proponeva di approfondire i temi che aveva portato a scuola, di portare video, ricerche, le mappe che appunto lei usava per studiare. E quella è stata appunto un'esperienza, diciamo, all'inizio sfortunata, ma poi appunto fortunatissima, perché lei in realtà si è integrata molto bene nel contesto classe, anzi doveva passare le mappe che usava per studiare anche agli altri studenti che avevano capito che in realtà la didattica inclusiva conveniva un po' a tutti. Grazie anche di questa esperienza, quindi ci pare di capire un po', cercando di fare un po' di sintesi dei vostri contributi, che intanto la didattica a distanza è un fenomeno che è studiato da molto tempo e se in qualche modo in questo momento lo stiamo in realtà scoprendo ora, immaginiamo invece la didattica inclusiva che ha una storia ancora più antica, se vogliamo, perché in qualche modo gli studi psicologici per capire come supportare i ragazzi con difficoltà di varia natura è molto più, diciamo, ha una vita molto più lunga, insomma, di questo tipo di ricerche. Però torniamo sempre un po' alla dimensione dell'importanza del docente, dell'insegnante che dovrebbe appunto cogliere come valore per proporre la propria didattica, trasmettere le conoscenze che senz'altro possiede e mettere al centro la conoscenza degli allievi per cercare di cogliere le loro peculiarità, le loro caratteristiche, indipendentemente dalle difficoltà di apprendimento, a questo punto ci pare di capire, di valorizzarne le motivazioni e forse anche un po' di attenzione ai propri stereotipi, nel senso che ciascuno di noi sicuramente ne ha, ma in qualche modo, essendo anche l'adulto consapevole di quali essi siano, riesce in qualche modo, abbiamo la possibilità di in qualche modo contenere gli effetti di questi. E quindi detto questo, la domanda che ci poniamo abbastanza naturale è se una didattica così, una didattica inclusiva è così, può cambiare anche la vita in modo così essenziale come gli episodi che sono stati raccontati poco fa, immaginiamo che effetti potrebbe avere nel contesto sociale, in termini di sviluppo e di desiderio da parte dei giovani
di appartenere, di essere partecipi all'interno della società, nel contesto sociale, come cittadini attivi, come appunto responsabili di un pezzo del mondo che è loro affidato. Come possiamo valorizzare la didattica inclusiva in questo suo valore aggiunto per la società intera a questo punto? Lo chiediamo alla dottoressa Puccio intanto. Beh, allora intanto sono assolutamente d'accordo perché credo tantissimo nel valore sociale che la scuola ha. Soprattutto se pensiamo ad alcune realtà, la scuola è l'unico trampolino di lancio, è l'unica occasione per dare una svolta, diciamo, alla propria vita e alla propria condizione, diciamo, pregressa. Sicuramente la scuola per avere un valore sociale deve tener conto e comunque valorizzare alcuni aspetti. Primo fra tutti il confronto con il diverso, che non deve essere necessariamente il ragazzo proveniente da un'altra nazione o il ragazzo con disturbo dell'apprendimento, ma è l'altro. Quindi anche l'accettare, il saper ascoltare quello che l'altro ha da proporre. Purtroppo ci sono tanti ragazzi, tanti adolescenti che non sono in grado di accettare il fatto che l'altro possa avere un pensiero diverso. Sembra anacronistico nel 2020, però purtroppo è ancora molto difficile per alcuni ascoltare e guardare all'altro e soprattutto capire che si può apprendere dall'altro. Quindi sicuramente l'insegnante ha un ruolo decisivo, e la scuola in generale, nel far conoscere punti di vista diversi e, come dicevamo prima, assolutamente senza pregiudizi, quindi appunto anzi valorizzando le differenze, valorizzando il confronto e anche insegnando a gestire quelli che sono i successi e gli insuccessi. Perché poi appunto non dimentichiamo che i ragazzi che formiamo dentro le mura scolastiche poi in realtà escono fuori, hanno una vita e il modo in cui imparano a comportarsi all'interno della scuola poi è il modo in cui si comporteranno nel mondo. Quindi assolutamente la scuola ha un ruolo decisivo proprio nell'imparare a relazionarsi, ma anche nel conoscersi. Io volevo aggiungere, appunto, mi ricollego per una cosa che io noto nelle mie classi, perché quando si parla di inclusione, da questo punto di vista, cioè inclusione dei valori, che è comunque un aspetto che noi dobbiamo tenere in considerazione. Si parte dal presupposto che ci sia una netta distinzione tra giusto e sbagliato e nella nostra mente di adulti, anche colti o comunque preparati o comunque che hanno già un percorso di vita, questo è abbastanza chiaro. Non è così per i ragazzi, perché i ragazzi hanno sempre bisogno di distinguere tra noi e loro, di differenziare bene chi sono loro e chi sono gli altri, perché hanno bisogno di identificazione, ovviamente, e quindi hanno bisogno di mettere dei confini per darsi una forma. Certo, questi confini a volte ai nostri occhi appaiono molto discutibili, però quello specialmente in contesti sociali come quelli che conosco io, che ho visto nel mio percorso di lavoro, anche come educatrice, è importante però imparare ad ascoltare tutte le istanze dei ragazzi, a discutere con loro di che cosa significa inclusione, ma nella pratica, non nella teoria, a dare voce a tutti, anche a persone che apparentemente esprimono delle idee che vanno in contrasto con quello che noi pensiamo sia giusto. Perché sicuramente dei valori condivisi devono esistere, esistono dei valori, diciamo, assoluti all'interno di una società a cui tutti ci dobbiamo richiamare, ma devono nascere dentro di noi, devono germogliare dentro di noi, non deve essere una cosa imposta dall'alto, non si deve dire, ah, ma tu cosa stai dicendo, ma senti quello che dici, no. Bisogna insegnare loro con un buon modello, una buona prassi, cosa è giusto, che l'inclusione in realtà è favorevole per tutti, è un ottimo modo per tutti di vivere, perché ti puoi trovare da un momento all'altro dall'altra parte e sentirti escluso all'improvviso. Se tu impari a gestire questa cosa e a sapere che tutti possiamo sentirci coinvolti in questo,
che a tutti può succedere, allora cambia la tua ottica, ma non deve diventare un'imposizione, non deve diventare un sapere dall'alto, secondo me, perché se no si fa, comunque si ghettizza un certo tipo di ragazzo, si ghettizza un certo tipo di pensiero che invece deve essere inglobato. Anche perché obiettivamente i ragazzi esprimono delle idee e poi nella pratica si comportano quasi sempre in modo molto migliore di quello che dicono, quasi sempre. Quindi basta far notare questo piccolo dettaglio e siamo a posto, ecco. Nella pratica si comportano quasi sempre in modo Ecco, molto se migliore. appunto ci sono delle domande, invitiamo chi ci ascolta a porle, perché abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme. E così diciamo, nelle argomentazioni che sono emerse appunto dai contributi finora proposti, possiamo anche chiederci, ci pare di cogliere come diciamo, inclusione ed emozioni vadano in qualche modo un po' di pari passo, nel senso che si è parlato prima delle motivazioni e del fatto che appunto i ragazzi possono in qualche modo subire diciamo, delle pressioni relative all'autostima quando appunto non si sentono abbastanza in grado. Quindi come possiamo in qualche modo sciogliere questo legame e rendendolo appunto positivo, inclusione ed emozioni, la prima cosa. E poi l'altra cosa, che tipo di messaggio possiamo dare in particolare alle famiglie che possono in qualche modo ascoltarci in questo momento, a maturare la consapevolezza che deve esistere in qualche modo questa didattica inclusiva, indipendentemente, come abbiamo visto, dalle difficoltà di apprendimento specifiche, diagnosticate, ma possono appunto, ci possono essere dei momenti, delle situazioni che hanno una durata di un certo periodo di tempo, che possono in qualche modo inficiare o creare difficoltà appunto di apprendimento o di partecipazione positiva alla vita della classe, della scuola da parte di uno studente. Quindi come possiamo aiutare le famiglie a maturare la consapevolezza che vivere questi momenti di passaggio fa parte, diciamo, del gioco, sostanzialmente della vita, e anche capire come possono relazionarsi con la scuola che in qualche modo diamo per assodato che sia in grado di accogliere questo tipo di istanze. Allora, comincio io. Allora, in linea generale dovremmo partire un po' tutti quanti dall'idea, appunto, secondo cui la didattica inclusiva in realtà è un diritto. Dovremmo partire da questa concezione, noi genitori, noi formatori, noi studenti, nel senso che ognuno di noi dovrebbe davvero cambiare un po' modo di vedere le cose. Nel senso che quello che ho notato parlando spesso con i docenti è che la didattica inclusiva purtroppo viene vista come un'eccessiva personalizzazione, quindi come sì, ma se io devo stare dietro a tutti che hanno mille difficoltà, mille problemi, allora poi non sto dietro a nessuno. La verità è che appunto se una didattica inclusiva è fatta bene, cioè il docente non si dovrebbe neanche preoccupare troppo di come dei problemi che ha il singolo, cioè nel senso dovrebbe diventare una cosa talmente tanto naturale da includere tutti perché ognuno può dare il contributo, quindi se c'è un ragazzo che per esempio ha difficoltà nel comunicare o comunque nel leggere o nello scrivere, semplicemente sarà lui a proporre diciamo, strumenti alternativi. Quindi lì è compito del formatore, per esempio, accettare semplicemente lo strumento alternativo. Alle famiglie il consiglio ovviamente è quello di non andare col piede di guerra, nel senso che purtroppo è una cosa che cioè, io vedo e percepisco tante volte la stanchezza dei genitori del dover portare avanti delle battaglie, soprattutto quando ci sono delle difficoltà che appunto possono essere non solo riferite all'apprendimento ma in generale. Però in realtà è sempre il confronto diciamo, la cosa che aiuta di più.
aiuta il formatore e aiuta anche la famiglia, perché il formatore può non rendersi conto effettivamente di tutte quante le difficoltà che ha lo studente e la famiglia può non rendersi conto di tutte le difficoltà che ha il formatore nel portare avanti per esempio una didattica inclusiva. Quindi assolutamente il consiglio alla famiglia è sempre quella di confrontarsi, di capire, di esporre senza paure, senza appunto timori, perché siamo relazioni, quindi anche il miglior docente, anche il più qualificato docente può non avere inizialmente magari l'approccio giusto con quel ragazzo, semplicemente perché è quel ragazzo, ma non perché sia sbagliato, ma perché è una persona diversa magari rispetto alle 10.000 che ha già conosciuto. Quindi non è assolutamente un limite né del formatore né della famiglia che pretende, diciamo, di confrontarsi con il formatore. Quindi la regola d'oro è sempre quella, ascoltare e confrontarsi. Poi le situazioni specifiche, diciamo che appunto via via si sbrogliano, ecco, se partiamo già col piede giusto. Ecco, abbiamo ancora pochissimi minuti, se la dottoressa Ventorusso vuole contribuire e poi ci salutiamo, grazie. Sì, io devo dire che sono ovviamente d'accordo su tutta la linea e sul fatto anche che bisogna sempre ricordarsi che l'inclusione è un diritto. Io lo dico sempre in classe, io dico sempre che, cito sempre Don Milani e dico sempre che la parola è la chiave fatata che apre ogni porta e questo significa che i ragazzi hanno diritto ad avere le parole per esprimersi, devono chiedere a noi docenti, tutte le persone che si interfacciano con loro, nel loro momento più importante, più formativo, di contribuire a creare le loro parole, perché loro possano poi essere le persone che vogliono essere nella loro vita. Parte da qui. Se tu togli le parole a un ragazzo così giovane, stai già partendo da un presupposto sbagliato, perché questo ragazzo imparerà che va bene arrendersi, che non si deve chiedere più di quello, che ci si può accontentare del poco. Invece io dico, non dipende dalla scuola che avete scelto, da quanto siete bravi in una materia, dipende però dal fatto che gli altri vi devono riconoscere la vostra individualità, l'essere perfetti nella vostra essenza, cioè ognuno di noi deve cercare di raggiungere il meglio per se stesso, ma io non lo dico come frase fatta, lo dico proprio perché credo che sia così, perché l'ho visto, perché lo vedo ogni giorno, perché vedo che bastano a volte poche parole per aiutare un ragazzo ad aprirsi, a sbocciare, che magari sono parole che tu non pensi neanche fossero così fondamentali, ma è una sicurezza che lui inizia ad acquisire ed è vero quello che diceva Giovanna, che sono loro a insegnarti come fare, basta avere un attimo un occhio un orecchio per ascoltarli, un occhio per vederli, loro ti spiegano come fare, perché non è il compito fatto in un modo piuttosto che in un altro, è proprio dare a loro la voce, dare a loro le parole. Io questo volevo dire, perché per concludere, insomma, quello che penso io e che cerco di fare io, insomma. Ecco. Allora, io ringrazio davvero le nostre relatrici che si vede dalla passione con cui ci credono profondamente alle tematiche che trattano e hanno anche una notevole esperienza, lavorano entrambe e collaborano con Enep Veneto e quindi questo è un po' il messaggio che cerchiamo di lasciarvi, insomma, della positività di questa didattica inclusiva che ha grandi prospettive, ecco, se viene vissuta e portata avanti da tutti gli operatori della scuola. Grazie, vi ringraziamo dell'attenzione e buona serata. Grazie, buona serata.